Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici dell'oroscopo, ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati ancora qui con noi. Ultime giornate dell'anno che passiamo in compagnia delle nostre stelle. Andiamo anche oggi un po' a capire come andrà questa giornata, questo mercoledì 28 dicembre. Siete pronti? Siete carichi, amici? Intanto vi do il buongiorno anch'io, Maria, sempre pronta ad accompagnarvi con le curiosità, e partiamo subito andando un po' a scoprire come passeremo le prossime ore. Ariete, eccoci da voi. Un breve momento di solitudine per fare il punto della situazione ci sta, potrebbe esservi d'aiuto ed evitarvi imbarazzi di fronte ad altre persone. Optate per realizzazioni invece non troppo complicate in questi giorni, lasciate le imprese più strampalate per un'altra volta, magari, perché no, per i primi giorni dell'anno nuovo. Toro, per voi è tempo di mettere al centro della quotidianità alcune amicizie importanti. Seguendo il consiglio della Luna in sestile con Urano, tralasciate il resto, lo porterete avanti più in là. Apportate invece maggiore brio, vivacità a una relazione. Non serve strafare, ma siate semplicemente voi stessi e basterà. Gemelli, siamo da voi, occhio all'imprudenza della disarmonia Luna-Marte. Se non siete sicuri di una cosa al 100%, meglio non provare nemmeno a fidarvi. Avete quell'intuito che vi dà sempre la risposta giusta, o almeno la maggior parte delle volte. Una parola scortese invece potrebbe ferire i sentimenti di qualcuno. Una battuta è ok, ma due sono già troppe, attenti. Cancro, la mente è aperta alle novità apportate dalla Luna in Pesci oggi. Qualcosa sta cambiando anche nelle relazioni con gli altri, diventano più profonde, una cosa che avete vissuto poche volte. Sentimenti da esternare invece con chiarezza da parte vostra. Se amate davvero una persona non potete tenerla all'oscuro, quindi via alle parole. Per i nostri leone è tempo di vagliare con cura le informazioni che vi giungono, amici, specie se non richieste. Se fosse qualcuno che vuole semplicemente farvi sbagliare strada, poi cosa facciamo? Avete un bilancio da fare in questi giorni, la fine dell'anno, lo abbiamo detto, si sta avvicinando, quindi esaminate bene tutti i pro e tutti i contro, con concentrazione. Vergine, lo humor di un conoscente potrebbe mandarvi proprio fuori dai gangheri, non è il vostro, tuttavia riuscite a controllarvi, a rispondere restituendogli pan per focaccia. Questa volta siete sul pezzo. Vi riprendete subito invece da una piccola delusione nel lavoro di questi giorni. Vi impegnate con ancora maggiore foga, volete dimostrare chi siete e il vostro carattere. Bravi, determinazione. Bilancia, troppe commissioni da sbrigare, dovete ancora decidere come passare l'ultimo dell'anno. Siete di quelli che quando viene fatta la domanda proprio vorreste girarvi dall'altra parte. La vostra dolce metà oppure la compagnia di amici però potrebbe darvi una mano. Accettate dall'altra parte il rimborso di un acquisto arrivato con un piccolo difetto. Certo, che scocciatura fare queste cose in queste giornate di fine anno, però bisogna farlo anche perché sennò i giorni passano e lo scontrino scade, attenti. Scorpione, oggi vi tenta la fortuna, puntate qualche spicciolo sul vostro numero fortunato per tentare la sorte. La Luna nell'amico Pesci vi sorride, ma meglio non esagerare, mi raccomando. I soldi, ricordiamolo, sono un mezzo, non possono essere il fine della vita. Il loro scopo è lo scambio tra le persone, ma lo sapete abbastanza bene. Sagittario, eccoci, non tollerate molto la profonda mutevolezza della Luna in Pesci, non vi sta a genio, eppure voi in genere amate i cambiamenti, ma solo quelli che vi aggradano, siete tipi decisi, vi sentite attratti invece da una persona particolare, ma non sapete se approfondire o meno questa conoscenza, dovete pensarci un po' su. Capricorno, amici, date ampio spazio voi ai sentimenti in queste giornate di fine anno con il sestile di Venere a Nettuno. Per i single forse è venuto il momento di darsi da fare un po' di più del solito. Non negate il vostro prezioso apporto a chi ve lo chiede con profonda insistenza, ma anche con rispetto. Mettetevi in gioco e questa volta è la volta giusta. Acquario, questa volta sarà un amico a togliervi dall'impasse in cui vi eravate cacciati. Seguite un consiglio spassionato, senza doppi fini, detto da chi vi vuole veramente bene, quindi potete fidarvi. La cura e le faccende di casa vi hanno portato via molte energie in queste ultime giornate, ma qualcosa deve restare anche per voi. Prendetevi cura di voi stessi. Chiudiamo ancora con i nostri pesci. Il partner ha notato che siete un po' troppo riservati oggi, volete stare per i fatti vostri, un po' di riflessione e di solitudine, colpa probabilmente questa della congiunzione Luna-Nettuno che vi vuole un po' così riflessivi. Avreste bisogno di dialogo, di dare sfogo alle emozioni che restano dentro, rischiano di esplodere, quindi datevi da fare, questa volta a parole. E tutto quindi anche per oggi, per questo mercoledì di fine dicembre con il nostro oroscopo. Noi naturalmente ritorniamo per accompagnare anche la vostra giornata di domani, ci risentiamo domani mattina, quindi amici un saluto a tutti, una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0